Prima domanda per Riccardo. Sospeso tra eroismo e incoscienza, chi è realmente Efisio Mulas? Ma è un uomo che vive del suo mestiere, che vive una vita semplice, che ha un senso della misura tale da consentirgli di vivere con quello che ha e vive sereno. Però secondo me non è incoscienza, è proprio coscienza. Sì, con la consapevolezza di vivere serenamente con quello che ha. Io ho fatto, prima di arrivare a Ignazio Mulas, che è il pastore che interpreta Efisio, ho fatto molti giri nel sud Sardegna, cercando nei vari Furio d'Rocio, nei vari ovili, il pastore ideale, no? E quindi ho visto come vivono. C'è una realtà, insomma, che sembra lontana nel tempo, ecco, che non conosciamo, da cui siamo distanti, insomma. Però arriva una grande lezione, cioè si può vivere serenamente. Ecco, poi ovviamente non è una ricetta che vale per tutti, però non tutto si può comprare. Ecco, Fisio è un uomo che non ha titolo di studio, ha l'età che ha, fa il pastore, però stabilisce un principio, è in grado di stabilire un principio. Francesca resta accanto al padre ed è mossa da più sentimenti. Anche il suo è un atto di resistenza. Beh, sì, è, è un personaggio che si muove, nel senso che attraversa più stati d'animo. C'è una parte di lei ovviamente che è giovane, quindi è anche forse attratta da una possibilità di cambiamento del futuro, come racconta il film, appunto dagli amici, da chiunque, no? Perché sono posti di lavoro, però c'è un forte legame con il padre, con la terra e forse anche il rispetto di quella libertà di pensiero del papà. Aldo, in relazione a quello che vive il tuo personaggio, questo film è o non è un invito a ritrovare un senso di appartenenza? Assolutamente, il mio personaggio poi trova l'appartenenza in una terra che non è sua, però l'appartenenza non è per la terra, è per è come trovare il rispetto per uno che è contro di me, che mi fa capire che la giustizia non sta dalla mia parte, ma sta dall'altra parte e mi mette in condizioni di un grosso esame di coscienza che mi porta ad avere un cambiamento, questo sicuramente. Riccardo, un'ultima cosa, come mai la scelta della disciplina della terra di Fessati? Ma guarda, è un testo che mi ha anche un po' guidato anche nella scrittura, perché è anche un po' il cuore del film, cioè in quelle parole. Quindi Fossati è il grande autore che è e capace anche di avere la lucidità di guardarci con profondità. E lì c'è tanto di questo film. Grazie. Grazie a te, Maria.